vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salottoli 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che giorno è? Insieme a Oltre la pagina, al grande Francesco sulla tolla di comando in regia tecnica e il sottoscritto. Iniziamo il nuovo anno con gli applausi, dai che li sentiamo, che mi piacciono. Arrivano? Eccoli qua. E naturalmente vi ricordo che siete insieme a noi siamo sospesi a 139,8 metri sopra il livello del mare. Subito l'abbraccio forte alla signora Adriana Angela, la signora Carmela, la signora Clotilde. Loro ci seguono e ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà, campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Le altre piattaforme, che bella parola, le altre piattaforme, ma è così che si chiama, sarebbe più corretto, gli altri supporti, secondo me, ma usiamo entrambi, dai, sui quali seguirci. La Radio DAB, ormai è praticamente ovunque, e poi il profilo Facebook, dove ogni giorno vi potete orientare con le nostre trasmissioni. Io personalmente pubblico in anticipo le sinossi delle interviste, quindi donne e uomini di buona volontà siete avvisati. Il sito radiolibertà.net, poi c'è anche YouTube, c'è Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e poi Twitch e social di ultima generazione. Credo che di quel che c'è non manca nulla, se non le informazioni meteorologiche. La commissione interna, la commissione meteorologica interna garantisce che ci sono internamente 23,8 gradi centigradi sopra lo zero. Esternamente centigradi, 6,1 invece esternamente, 90% l'umidità, 1009,3 millibar la pressione. Di cosa parleremo oggi? Due temi interessantissimi. Uno, una ricorrenza amara, tragica, triste. 10 anni dal massacro di Charlie Hebdo. E dopo 10 anni forse l'Occidente non ha imparato molto, perché per esempio parleremo con Francesca Musacchio, direttore di OFCS.report e collaboratrice, scrive sul Tempo, il giubileo nel segno di Allah, perché i fatti di Magdeburgo, i fatti della Louisiana, insomma, lo jihadismo o il jihadismo è più vivo che mai, purtroppo. Ci sono i foreign fight, praticamente i lupi solitari, che sono quelli più, diciamo, imprevedibili e pericolosi, come purtroppo abbiamo visto. Il giubileo, che è iniziato il 25 dicembre, mi sembra, è assolutamente schermato, è come se si fosse quasi in tempo di guerra, qualcosa del genere, e quindi non si è voluto vedere nel progressivo diciamo insediarsi del pensiero, della religione, della popolazione musulmana, che si è insediata senza alcune regole. Anzi, quante volte, no? Si dice, vi ricordate anche la scuola qui nel Milanese, no? Il Ramadan, ci sono ormai addirittura preti che fanno celebrare il Ramadan. Provate a fargli rispettare la Quaresima a un islamico, vediamo cosa vi dice. Ve lo dico io cosa vi dice, cos'è probabile che vi dica.
non vi dice niente. Io credo che faccia quello che ha fatto Keith Richards a un famoso cantante hard rock, che gli spiegava come fare un accordo. Ha tirato fuori un coltello con una lama da 40 centimetri, lo ha guardato e questo è andato via. Quindi questo tipo di arrendevolezza, questo, quello che chiamava Pim Fortin chiamava relativismo culturale, sta procurando danni sempre maggiori, senza che questo vada a lenire il rischio, vada a diminuire i rischi di massacri, di stragi, eccetera. D'altra parte, se dopo i fatti di Charlie Hebdo la frase che si ascoltava di più, che si sentiva di più, Islam, religione di pace, che non che l'Islam sia una religione nel, nel nome di Gesù Cristo, insomma, cioè cosa è successo in Irlanda tra cattolici e protestanti? Quindi non è che la religione in sé è sempre una situazione che può avere dei risvolti, degli aspetti negativi, però diciamo che quindi sono gli aspetti esagerati, quelli estremisti che devono essere presi in considerazione, ma qui si fa finta insomma, qui si vuol tenere il bambino con l'acqua sporca. Allora, intanto numeri telefonici open, aperti, per chi vuole mettersi in collegamento con noi, 02 92 94 7222, oppure WhatsApp 340 670 9659. Andiamo avanti con l'altro tema che incontreremo oltre la pagina, la prima intervista a Silverio Allocca. Parliamo di intelligenza artificiale e analfabetismo funzionale. Un'analisi di una scienziata, credo statunitense, Martha Birkenfeld, ha sottolineato l'antidoto ai rischi dell'intelligenza artificiale, cioè la capacità relazionale, coltivare fin da bambini la cooperazione, le capacità relazionali, le capacità di lavorare insieme degli individui. E questo è un aspetto che può, che può permettere di fare quello che invece con l'intelligenza artificiale non potremo più fare perché lo farà lei. Tant'è che ci sono dei numeri. McKinsey calcola che entro il 2030, quindi non fra tanto tempo, il 25% dei posti di lavoro in Europa e negli Stati Uniti potrà essere automatizzato. E questo non è una bella notizia se ci pensate. Certo che l'intelligenza artificiale creerà nuovi posti di lavoro nella tecnologia, ed ecco che qui diventa molto molto importante la specializzazione, l'innovazione, e qui ecco che i numeri, soprattutto quelli che riguardano l'Italia, sull'analfabetismo funzionale, sono davvero terribili, perché rendono ancora più esposto la popolazione, ancora più esposta ai danni di una tecnologia super avanzata. Quindi disoccupazione perché non saremo specializzati, perché per esempio ho letto che Regno Unito e Germania, ma ne ho parlato anche in altre occasioni, hanno già iniziato a investire miliardi sulla specializzazione. L'Italia è indietro, si dice in idioma veneto, l'endrio come la coda del mus, è indietro come la coda dell'asino, e questo è preoccupante. E poi c'è anche l'aspetto, come dirlo, come dire, è un aspetto anche politico-culturale, cioè la woke culture sta eliminando ogni tipo di diversità, di contrapposizione, sta omogeneizzando, sta istupidendo sempre di più, sta uccidendo lo spirito critico.
quindi questo tipo di cultura favorisce la possibilità di restare completamente in balia dell'intelligenza artificiale. Questo allora è il lungo preambolo per parlarvi di quello che tratteremo oltre la pagina che andrà in onda, che inizierà alle 13:35. Adesso invece ci facciamo compagnia con Che giorno è vero e proprio, quindi con genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del 18° giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martis 7 di gennaio, anno domini 2024 o 2024, che dir si voglia. Qui la commemorazione drammatica l'ho già anticipata, Charlie Hebdo, 12 morti, e l'attentato con maggior numero di vittime in Francia dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015. Genetriaci, e siccome questa trasmissione prevede anche i rilevamenti demoscopici, la musica per voi, vi anticipo subito che vi farà compagnia l'autore della meravigliosa sigla di Oltre la pagina, cioè Jun Miyake, musicista giapponese specializzato in bossa nova, e quindi sentiremo un po' di brani di questo autore nipponico. Il brano che dà l'inizio, che è la sigla da qualche anno ormai, di Oltre la pagina, 3 anni e forse anche di più, è tratto naturalmente dalla colonna, naturalmente non c'entra, ma lo trovate anche nella colonna sonora originale del film di Wim Wenders, Pina, Lilies of the Valley, i gigli della valle è il titolo, produzione mia. Pina, famosissima coreografa, Pina Bausch, e quindi questo è grosso modo. Poi però alle 13 voglio riservarvi non è una canzone vera e propria, è una sigla storica che ci riporta indietro di una cinquantina d'anni, e diciamo che i boomers avranno di che ricordare. Allora, iniziamo con il genetriaco di Bernadette Soubirous, Bernadette di Lourdes, colui che ama fa tutto senza fatica, oppure ama la sua fatica. Poi un grande poeta del secolo scorso, Giorgio Caproni, sta forse nel non essere l'immensità di Dio. Questa è una frase che oserei dire quasi nicciana, ma comunque la misura di questo grande poeta del secolo scorso. Poi è stato definito illuminista, giacobino e comunista. La sua frase preferita era rinnovamento nella continuità. Vuol dire tutto, vuol dire niente. È stato un grande comunista, Alessandro Natta, scomparso nel 2001, colui, se non ricordo male, che prese il posto dello scomparso Enrico Berlinguer. È stato sicuramente comunista storico, un nome diciamo molto conosciuto in ambito politico. Allora, vi ricordo anche un altro genetriaco, che è quello di Franco De Benedetti. Allora, qui va sottolineato questo aspetto. A rigor di anagrafe, potrebbe non essere il fratello di Carlo,
Io, per esempio, a 10 anni scoprì che Pierluigi è staccato. E vedo che qualcuno sorride. Era andato male anche a te, sei figliuolo. Ecco Lorenzo al ritorno. No, guardi, io sono tornato. Lorenzo arriva e inizia. Benvenuto Lorenzo, il magnifico. Dicevo che Franco De Benedetti, che è stato anche senatore del PD, sempre a sinistra, è sempre stato, lo è ancora vivo, compie 92 anni. Potrebbe non essere, perché io scoprì a 10 anni che avrei potuto non esistere, perché firmavo Pierluigi Attaccato, poi mi ero spostato purtroppo, mi ero spostato in un brutto posto e questo maestro chiese: ma è staccato o attaccato? Mio padre è andato all'anagrafe sanitatoriamente, ho scoperto che era staccato, cosa che ho scoperto in quel momento lì, ho scoprito in quel momento lì. Quindi questi dettagli sono importanti nella burocrazia italiana. Comunque sicuramente hanno fatto in modo di non avere questi disguidi, perché lui, Franco De Benedetti, è tutto attaccato il cognome. Quell'altro, per darsi un che di nobiliare, e quindi già questo, come dire, secondo me, dalla fotografia anche di una certa arroganza, anche di un certo conformismo, no? Una formalità, quasi una burocrazia. Fra Carlo De Benedetti, quello che lui dice di no, ma l'Olivetti, dopo che ci ha messo le zampe sopra lui, è andata veramente, non dico dove, non dico come, e ha staccato De Benedetti per dare l'idea di essere, come dire, nobile, NH, nobilamus. Qui è arrivata una foto, ma non ha la didascalia, quindi non vedo didascalie, quindi una foto in maniche corte quasi. Quindi il freddo non abita. C'è la Befana, quindi una foto di oggi, ma non so se sia, vediamo. È Stefano Del Brembo, non l'avevo riconosciuto. Grazie Stefano. Poi abbiamo un nome storico è umbro come il nostro Lorenzo, Carlo Fuscagni, ma lui di Perugia era, perché è scomparso 3 anni fa, un giornalista molto noto, un nome molto noto nella RAI. Organizzò praticamente, fu quel giornalista, quel direttore che iniziò negli anni 70 la programmazione pomeridiana. Un tempo, lo ripeto per i giovani, c'era il monoscopio dopo le 14, dalle 14 alle 17, grosso modo. Invece, dopo la crisi del 74, quella del petrolio, cominciò la RAI, diciamo, a entrare in termini maggiori, in termini di minutaggio in modo maggiore. C'era Rai 1, Rai 2 ancora. E comunque iniziarono le trasmissioni pomeridiane. E poi abbiamo comunque secondo me uno dei massimi giornalisti italiani, comunque la pensiate. Sua mamma era la segretaria di Togliatti, quindi è cresciuto sulle ginocchia di Togliatti. Giuliano Ferrara, una frase sua che lascia pensare: Twitter è la strategia della verità che sa smentirsi. Naturalmente la sigla, le canzoni di le musiche non sono, alcune sono anche cantate, quindi dai, sono anche canzoni di un Miyake, perché oggi cade sul genetriaco, ovviamente. E poi abbiamo oggi è il genetriaco di colui che era capitano dell'Inter nella stagione 1979-80, l'Inter di Bersellini, di Altobelli, di Beccalossi, che vinse lo scudetto. Credo, adesso c'è qualcuno di voi che si ricorderà meglio di me, mi sembra che quella volta i derby abbia spacciato il Milan 2 volte. Uno sicuramente una doppietta di Beccalossi impressionante,
e l'altro non mi ricordo più bene, mi sembra che anche in quell'occasione, ma non sono più sicuro. Sono sicuro che ieri invece è accaduto un disastro, un capitombolo, un rovesciamento, non ci sono parole per reggere allo schianto al quale abbiamo assistito ieri sera da Riyadh. Allora, Lorenzo, io chiamo la sigla se, l'almanacco. L'almanacco. Allora, mandiamo magari dei jingle e poi mandiamo quella sigla lì e poi riprendiamo. E linee sempre aperte naturalmente per chi volesse intervenire. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Maccaroni? Stavo ricordando una scena storia. Maccaroni? Quando dice questo è il sorcio, questo per le civici, meraviglioso. Un americano a Roma, Nando Morriconi. E andiamo avanti sempre con, avete sentito allora, era l'almanacco, la sigla dell'almanacco del giorno dopo, quando proprio iniziarono queste trasmissioni pomeridiane, preserali, tardo pomeriggio, e l'almanacco del giorno dopo era la trasmissione che precedeva, se non ricordo male, il telegiornale. È una trasmissione, un contenitore, credo durasse 20 minuti, non di più, dove c'erano motti, proverbi, ricette, tant'è che questa sigla viene mandata in onda nella rubrica Che giorno è nei genetriaci, perché oggi è il genetriaco, ci ha lasciato 21 anni fa, di Vincenzo Buonassisi.
che era giornalista e gastronomo, ed era il volto e la voce. Credo, lo vado a controllare, che anche Vincenzo Buonassisi fosse umbro. Oggi mi sa che è la giornata degli umbri, sai. E appunto mi ricordo che lui era diventato molto celebre, molto popolare in quegli anni, proprio perché era una novità, e c'era questa sigla che avete sentito che è molto orecchiabile, molto a questo suono. Erano gli anni anche di Angelo Branduardi, quindi questi suoni quasi medievali che però ritornavano. E abbiamo una telefonata, la prima telefonata dell'anno per quanto riguarda che giorno è. Pronto? Buongiorno Pellegrin, buon anno, speriamo che sia un ottimo anno per tutto, in particolare la salute e poi tutto il resto che verrà. Ma ecco, le volevo dire per... Non parliamo di salute. Ma speriamo in bene, guarda. Siamo ottimisti. Le volevo dire, Pellegrin, dato che avrà un suo interlocutore che parlerà di intelligenza artificiale, ho appena letto una notizia di Microsoft l'altro giorno, che investirà su un data center 70 miliardi di dollari all'anno. Cioè, una cifra spaventosa, pensando che il nostro bilancio dell'Italia è 30 miliardi di euro. Mi dica lei dove possiamo andare? È una roba che non lo so cosa succederà con questa intelligenza artificiale. Certo che queste multinazionali hanno capacità di investimenti che sono colossali. Comunque le dirò una cosa frivola, Pellegrin. Mi spiace, lei è un grande tifoso dell'Inter. Io penso che ieri sera sul tavolo, sul 2-0, aveva già preparato la bottiglia da stappare. Purtroppo è andata male, sarà per la prossima volta. Comunque le auguro ancora buon anno, Pellegrini. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Io per non sbagliarmi poi la bottiglia la stappo lo stesso. Dunque, le multinazionali sappiamo quali sono gli investimenti. Io per rispondere all'ascoltatore, personalmente, come cittadino, anche se vogliamo come giornalista, visto il mio mestiere, sono rimasto impressionato quando i due inventori, chiamiamolo così, dell'intelligenza artificiale, che hanno appena vinto il Nobel, si sono detti preoccupati. Hanno detto che possiamo ipotizzare un futuro dove il mondo non sia più controllato dagli esseri umani, ma dall'intelligenza artificiale, perché la tecnica ha sostituito l'uomo nei lavori manuali a partire dalla rivoluzione industriale, e adesso però l'intelligenza artificiale può sostituirci come cervello. Per fortuna a una certa età ormai. Andiamo avanti che c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, cambio argomento. Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa, volevo ringraziare tantissimo il sindaco di Concorrezzo, il dottor Capitanio della Lega per Salvini, per la sua cittadina, ripeto, Concorrezzo, molto valida in tutte le cose, soprattutto i suoi abitanti sempre gentili ed educati. Seconda cosa, signor Pellegrini, a lei piace la Francia e anche a me. Allora, in questi giorni, di vacanza, mi è rimasta impressa, ho visto un film, il titolo è Il mistero della maschera di ferro, che naturalmente è francese. Pronto? Sì. Ah, sto seguendo. Mi sta seguendo. La sto seguendo. Questo film, signor Pellegrini, è di un misterioso prigioniero, secondo me, che ha ispirato più di 200 libri e prodotto decine di film, generando ogni sorta, secondo me, di ipotesi sulla sua identità e la sua storia. Non so se l'ha presente, se l'ha visto lei. Stavo cercando di mettere a fuoco, se non sbaglio era tratto da un romanzo dell'autore dei Tre Moschettieri, sì. Mi sembra, però non riesco a mettere a fuoco con precisione. Sì, ci sono, ripeto, di questo fantomatico, chiamiamolo fantomatico personaggio, è certa però, e l'enigma riguarda la sua identità. Dalle indagini
degli studiosi sono emersi molte ipotesi, una più affascinante dell'altra, e tutte arrivano alla conclusione che lo sconosciuto prigioniero, senza volto purtroppo, perché io l'ho visto nel filmato sempre con la sua maschera, appartenesse alla corte del Re Sole. Tutto qua. Se gli viene in mente e lo guarda, è bellissimo come film. E comunque i francesi hanno molta più fantasia di noi, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Io la saluto e buona giornata, signor Pellegrini. Grazie. Io non do, non do motivazioni strutturali, politiche proprio no, visto che Macron. Sono portato ad amare la Francia, ma poi sicuramente la cultura francese ha avuto nei prossimi giorni parleremo di Sartre con Matteo Fais, quindi ve lo anticipo subito. È un'intervista nella quale Matteo Fais del detonatore.it elenca un po' quali sono le cose da salvare della sinistra, del pensiero di sinistra, e naturalmente c'è Jean-Paul Sartre e c'è molta Francia, c'è Michel Foucault e poi no, non è tedesco se non sbaglio, Herbert Marcuse, quindi sono un po' questi i nomi, e poi un altro filosofo sempre francese, che però adesso non mi ricordo, non rammento, ho messo insieme materiale nei giorni scorsi, quindi poi nel dettaglio vi saprò dire. Allora, se non sbaglio anche ha avuto diverse più di qualche chiamiamola riduzione cinematografica, la maschera di ferro di cui parlava la signora Lisetta. Credo che successivamente a Titanic ci sia stato un film con DiCaprio come protagonista, sempre tratto da La maschera di ferro, da questo romanzo, ma non potrei mettere la mano sul fuoco, ma mi sembra di ricordare correttamente. Andiamo. Ah sì, diciamo, Graziano Bini, capitano dell'Inter, elegante, e devo dire che per quello che ho visto io, quindi io ho cominciato a seguire il calcio piuttosto tardi, perché prima preferivo la box, quindi dal 74 a oggi l'Inter di Bersellini è stata la più bella finora. Oggi si fa fatica a dirlo oggi, ma fino all'altro ieri, fino diciamo alle 20:45 di ieri, solo l'Inter, e mi dispiace dirlo perché non ho simpatia, di Simone Inzaghi è stata più divertente dell'Inter di Bersellini. Ma basta parlare di calcio, questa è una radio nella quale si fa politica, cultura, le realtà sociali importanti. Infatti dopo parleremo di intelligenza artificiale, parleremo dei problemi del rapporto con l'Islam a 10 anni dalla strage di Charlie Hebdo. Quindi Pellegrini, mettila via, Ciccio Barbò, metti via il calcio e vai avanti. Un attore, Nicolas Cage, che si chiama Coppola perché lui è nipote di Francis Ford Coppola, che è un attore abbastanza popolare, molto usato nei blockbusters, è considerato dagli specialisti, dai critici cinematografici, il Maraghetti, se leggi il Maraghetti per esempio, che è diventato un aggettivo, non un sostantivo, chiedo scusa, ma è un cognome, il Maraghetti, che è autore di un pregevolissimo dizionario del cinema, più delle volte lo stronca senza alcuna pietà, e non solo lui. Però ha vinto un Oscar, ha avuto 2 nomination, ha vinto un Oscar, secondo me meritato, in Via da Las Vegas, tratto da un romanzo piuttosto famoso, siamo negli anni 90,
e secondo me avrebbe meritato l'Oscar anche l'attrice che era protagonista. Purtroppo non rammento più il nome. Un'interpretazione straordinaria di questa attrice, da parte di questa attrice, avrebbero meritato l'Oscar tutti e due, non solo lui. Lui ce lo ricordiamo perché diciamo il primo ruolo che ebbe una certa risonanza fu in Stregata dalla Luna con Cher. Cher, se non sbaglio, per Stregata dalla Luna vinse l'Oscar, e quindi comunità italo-americana, lui è il fratello del promesso sposo di Cher, che si era tagliato una mano, cosa del genere, insomma. Ebbene sì, lo dico, anche se ero già grande, adulto, grande nel senso dell'età, a me la commedia romantica Stregata dalla Luna mi è piaciuta, al di là che Cher è sempre molto affascinante, ma questa commedia romantica americana, con quest'aria da commedia americana, come cantava Lucio Dalla in Anna e Marco, diciamo, mi aveva colpito, io che mi do toni da cinefili. Restiamo anche con sempre nel cinema, con Jeremy Renner, attore, produttore e tante altre cose, cantante. Lui ha avuto 2 nomination ma 0 Oscar. E infine chiudiamo, l'ho visto pesantito, stiamo parlando di Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, McLaren, Mercedes il prossimo anno, quest'anno praticamente, siamo già nel 2025, quindi 2025, prima ho detto 2024 che dir si voglia, invece è il 2025, ce lo siamo lasciati alle spalle, speriamo, quella carogna che è chiuso il 31 dicembre. Io l'ho visto un po' appesantito, molti tifosi della Ferrari si aspettano molto da lui, vedremo quello che succederà. Allora, prima di passare ai genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, andiamo a leggere 2 WhatsApp vostri. Vi ricordo ancora che è attivo in questo spazio che giorno è, e quindi rispetto al precedente, quando era lo spazio di chiusura molto, molto compresso, quindi perché questa è una trasmissione che complessivamente dura 2 ore e mezza e prima c'era mezz'ora di meno, quindi adesso possiamo prenderci anche un po' di comodità, possiamo possiamo chiacchierare, quindi se volete intervenire 0292 94 7222 e poi anche il WhatsApp 340 670 9659. Abbiamo 2, questo è mi segnalano venerdì 10 gennaio Sporting Milano, presso Sporting Milano 3 alle 21 ci sarà Migranti, problema o risorsa. Vi elenco, intanto ringrazio questa segnalazione, ascoltatore, non leggo il nome, comunque ti ringrazio, ti do del tu. Mattia Spino, presidente Prospettiva Basilio, Lorenzo Pacini che è assessore del Comune di Milano del PD, Giambattista Parigi del CICOPS dell'Università degli Studi di Pavia, c'è Luca Toccalini, quindi parlamentare della Lega, e quindi conducono Benedetta Cirillo e Alessandro Monet, conclude Roberto Formigoni. Mi sembra che nella prospettiva sia un convegno, un incontro, un confronto, mi permetto di dire un po' la cieca, ma mi sembra preparato bene, perché si prende Lega, si prende PD, si prende un esponente del mondo accademico, si prende un esponente dell'amministrazione milanese e addirittura un nome antico, storico, come quello di Roberto
Formigoni. Grazie per questa segnalazione. Ve lo ricordo allora ancora, questo venerdì 10 alle ore 21 a Sporting Milano, presso Sporting Milano. E poi andiamo a vedere l'altro WhatsApp che ho in serbo. Allora, Luca da Brescia mi scrive: ciao Pier, purtroppo nonostante i vari punti che ci accomunano siamo vecchi uguali. Io ammiro l'impero austro-ungarico se non altro per stirpe familiare ed educazione, quindi puoi capire cosa mi succede quando sento parlare di Francia e di Italia, ci mi prudono un pochino le mani. Bando alle repulsioni personali, in onore del nuovo codice della strada di mettere la seguente canzone: Betty la tossica dei Prozac più. Allora Lorenzo, ti preavviso, prima della conclusione, prima delle 15, preparati Betty la tossica dei Prozac più. Andiamo avanti adesso con mettiamo un brano di un Miyake per staccare e poi parto io. Vi do la notizia in apertura sul Corriere: è morto Jean-Marie Le Pen, 96 anni. Allora, già che ci siamo, diamo un po' di notizie. Case, agevolazioni, caldaie, ristrutturazioni, ecobonus, seconde case, dimissioni Belloni, rapporto poco fluido con Tajani nel caso della morte di Berlusconi. Cosa sappiamo? Chi dopo di lei i nomi? Caso Todde, i video in cui la governatrice si contraddice: ho pagato la campagna di tasca mia, anzi no. Allora, se c'è io non ho fatto volentieri il servizio militare perché detesto ogni forma di statualità, quindi la pensavo come, l'ho sempre vista come una specie di sopruso nei confronti del singolo individuo che dovrebbe essere libero lui di scegliere. Però ci sono tante cose, ho solo ricordi piacevoli, compreso il gennaio più freddo del secolo, la nevicata del secolo. Ne abbiamo parlato anche nel libro che è uscito in queste settimane, dedicato all'incredibile gennaio 1985. E si imparano tante cose, cioè anche nella ventenni ci si scambia, si conosce, si impara un po' anche magari come me, campagnolo, insomma, un po' a svegliarsi fuori, si dice. E mi ricordo, mi è venuto in mente, ho avuto questa Madeleine, questa epifania, direbbe Joyce, Madeleine di Proust, ma Joyce l'ho letto, Proust no, quindi è giusto che citi l'Epifania. Vedendo la Todde si contraddice, dice: ho pagato la campagna di tasca mia, anzi no. Allora, quando uno faceva queste figure, scattava il coro, magari succedeva in mensa, succedeva nel piazzale, eccetera, e partivano subito parabarabà, 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 figura di... Poi iniziava con la M e finiva con la Erda. E non so perché mi è venuto in mente questo spassosi episodi della vita da Naione, della vita militare. Andiamo con Yumi Ake, un po' di bossa nova eseguita da un nipponico. Solo io posso pensare a cose del genere. Alè.
E allora andiamo avanti, sempre insieme a Che giorno è. Poi vedo adesso di andare ad aprire la rubrica dedicata ai rilevamenti demoscopici e sondaggiati. Allora, vediamo cosa ci propone l'Istat. Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società, terzo trimestre 2004. Nel terzo trimestre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 2,3%, meno 6,3% nello stesso trimestre del 2023. E poi andiamo con due sondaggi veloci. Questo scenario politico, Ipsos, committente Corriere della Sera. Abbiamo Fratelli d'Italia 27,6, PD 22,5, 5 Stelle 13,3, Lega 8,6, Forza Italia 8,1, Verdi Sinistra 6. Positivi per il governo 36, negativi 52. Per Giorgia Meloni 37 positivi, negativi 51. Chiudiamo e andiamo a vedere l'ultimo sondaggetto della giornata. Sono le 13:30, vediamo di operare una chiusura puntuale. Sempre Ipsos. No, allora. Oh, scusate, questo casomai lo leggiamo più tardi, perché sono le 13:30 e andiamo all'intervallo. Mettiamo sempre una canzone di un Miyake, poi alle 13:35 Silverio Allocca. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci oltre la pagina con Silverio Allocca, studioso di geopolitica. Con lui parliamo di intelligenza artificiale, di analfabetismo funzionale, e si parte anche da uno studio della dottoressa Marta Beckenfeld. Allora, intanto bentornato ai nostri microfoni al professor Silverio Allocca. Ciao. Buongiorno a te, ciao, un augurio di buon proseguimento per questo 2025 e grazie per l'accoglienza. Grazie a te. Io ti porto via, non voglio dilungarmi oltre il necessario, però volevo riprendere queste parole che tu hai scritto nel tuo articolo, riprese da Henri Frédéric Amiel, che è un filosofo svizzero, e nel 1871, sono 3 righe, cerco di essere veloce, ma secondo me è utile capire. Sì, meritano. Allora, frammenti di diario intimo: le masse saranno sempre al di sotto della media, la maggiore età si abbasserà, la barriera del sesso cadrà e la democrazia arriverà all'assurdo, rimettendo le decisioni intorno alle cose più grandi ai più incapaci. E sarà la punizione del suo principio astratto dell'uguaglianza che dispensa l'ignorante dall'istruirsi, l'imbecille dal giudicarsi, il bambino dall'essere uomo, dal diventare uomo, e il brigante dal correggersi. Il diritto pubblico all'uguaglianza andrà in pezzi a causa delle sue conseguenze, perché non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale. Culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento. Insomma, mi viene così da pensare che l'intelligenza artificiale trovi un terreno già ben preparato, già ben, dissodato, se vuole avere il sopravvento sugli esseri umani. Mi permetto di fare un po' di ironia. A te la parola, professore. Allora, certo, le parole di Amiel colpiscono soprattutto per l'anno in cui sono state scritte, perché siamo nel 1800, se non ricordo male, 1873. Quindi sono state per certi versi un po' parecchio profetiche. Il problema è che molte volte questi personaggi, e ce ne sono stati altri, che sono riusciti ad anticipare di decenni, qui siamo ben oltre il secolo, gli eventi, mettono in evidenza una cosa, che il futuro è nel presente. Quindi leggere determinati aspetti, determinate incongruenze del presente permettono di anticipare i tempi. Questa è una dote che solitamente caratterizza gli statisti, che hanno un occhio proiettato sul futuro, sul lungo termine. Evidentemente di statisti oggi come oggi non ce ne sono, mancano da parecchi decenni, e quindi tutto sommato alla fine la politica è diventata una sorta di navigazione a vista per perseguire obiettivi di piccolo rilievo su una scala temporale ampia, di grosso rilievo per quello che può riguardare le strette esigenze personali, di partito, di fazione e quant'altro vogliamo mettere in campo. Per quello che riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale, questo è un tema particolarmente importante, affrontato dal mio punto di vista, ma ho avuto riscontri dopo questo articolo con esperti di notevole calibro a livello internazionale,
per aver posto la questione della incongruenza dell'introduzione dell'intelligenza artificiale con il dilagare, soprattutto per quello che riguarda l'Occidente, dell'analfabetismo funzionale. Cos'è l'analfabetismo funzionale? L'analfabetismo funzionale non è l'analfabetismo che solitamente si intende. La persona analfabeta è quella che non sa leggere e scrivere, quindi è una persona che non è stata scolarizzata. In realtà il problema dell'analfabetismo funzionale prescinde da questo, cioè noi possiamo trovare un'ampia diffusione di questa particolarità, di questa patologia vera e propria, disfunzione cognitiva, in soggetti che sono diplomati, laureati, occupano posizioni anche di rilievo nel campo dell'imprenditoria e quant'altro, ma presentano una caratteristica, quella di non essere in grado, tutto sommato, di arrivare a cogliere, a leggere, a comprendere effettivamente, per esempio, un testo. E nei casi, diciamo, più evidenti, si tratta di persone che appunto magari sono anche laureate, però poi non riescono a leggere, che ne so, a seguire le disposizioni date per la compilazione di una richiesta di finanziamento bancario, non riescono a capire i termini di una polizza assicurativa e cose di questo genere. Il che evidentemente crea tutta una serie di problematiche quando appunto queste persone sono anche chiamate a esprimere il loro parere nel momento in cui si vengono a compiere delle scelte elettorali. Il diritto al voto, il diritto democratico a scegliere la propria leadership dovrebbe imporre il dovere di formarsi adeguatamente e da parte di quello che è lo Stato di curare questa formazione in modo tale da avere dei cittadini che siano effettivamente consapevoli e in grado di operare delle scelte ragionate. Questo ormai purtroppo l'abbiamo visto con le ultime campagne elettorali, ma non parliamo solo dell'Italia, parliamo degli Stati Uniti, di tanti altri paesi europei. Paesi occidentali, escludiamo ovviamente Giappone e altre situazioni che sono completamente diverse dalla nostra, dove praticamente le campagne elettorali sono più o meno all'insegna del venghino venghino, siori e un po' come alla fiera di paese arrivava il personaggio che si poneva su un comodo palcoscenico per presentare le qualità mirabolanti del fluido che poteva essere venduto a chiunque, che poteva curare qualsiasi cosa e sanare qualsiasi tipo di problematica. In un contesto di questo genere evidentemente noi non abbiamo la possibilità di disporre di leadership adeguate e non c'è la possibilità di correggere la cosa, perché in un sistema democratico giustamente viene chiamato ad assumere dei ruoli, delle posizioni dirigenziali, di compiti dirigenziali, chi ha conseguito il maggior numero di voti. Ora, che cosa succede? Succede che quando si parla di intelligenza artificiale, per la maggiore, quello che va per la maggiore è l'insieme dei giochini. Io ho letto anche recentemente un articolo pubblicato su una di quelle riviste specializzate per insegnanti, dove appunto si dice si parla del grande supporto che questa intelligenza artificiale potrà dare agli studenti, per esempio, per fare delle ricerche e altro. E usando queste applicazioni effettivamente il lavoro viene di molto sveltito e si possono ottenere per esempio dei testi anche articolati piuttosto validi, ma il problema grosso è che se noi consideriamo l'intelligenza artificiale come un qualche cosa che fa al posto nostro, punto e basta, che ci libera completamente da qualsiasi dovere di informazione, di studio, di applicazione, e alla fine questo si ritorcerà in breve tempo, si ritorcerà contro di noi. Anche perché questo dello spingere sull'intelligenza artificiale fa riferimento a un qualcosa di cui poco si parla, ma si è parlato prima dell'elezione di Trump.
prima che Trump diventasse negli Stati Uniti il candidato del Partito Repubblicano, perché quello che veniva sponsorizzato dal Partito Repubblicano era Ron DeSantis, il governatore della Florida, legato molto bene e ben supportato dal gruppo della Silicon Valley, degli imprenditori della Silicon Valley, in particolare capitanati da Peter Thiel. Un imprenditore piuttosto attento non solo alle questioni imprenditoriali, ma anche alle questioni di tipo politico. Perché? Perché lui era, assieme al suo gruppo, un propugnatore di una sorta di aristocrazia, di governo aristocratico di stampo tecnologico. Ed è giustamente un qualche cosa su cui porre l'accento, perché? Perché di fatto, per come si è sviluppato il sistema educativo, soprattutto nel mondo occidentale, evidentemente ci sono dei limiti, delle difficoltà che incontrano anche gli imprenditori nel momento in cui devono selezionare il personale. Io ricordo, ma parliamo di qualcosa come 40 anni fa, di selezioni che vennero fatte dalla Fiat, anche più di 40 anni, 50 anni fa, vennero fatte dalla Fiat, e ricordo che parlando con i selezionatori mi dissero una cosa abbastanza sconvolgente per l'epoca. Disse: ci siamo dovuti rivolgere non ai diplomati ma ai laureati, perché tra le centinaia di persone selezionate, invitate a colloquio, non abbiamo trovato una rispondenza alle nostre esigenze. Ma in che termini? Non è che l'imprenditore cercava, in questo caso la Fiat, non è che cercavano la persona cotta e mangiata, cioè già pronta, che sapesse tutto, ma una persona che fosse in grado di fare che cosa? Di apprendere in tempi rapidi. E questo perché? Per il progressivo degrado del sistema educativo, che è diventato piano piano una sorta di diplomificio, è diventato un qualche cosa che prevede persino allo stato attuale che un testo universitario, non facciamo nomi di quale università, un testo universitario non debba contenere, essere costituito da più di un centinaio di pagine per agevolare lo studente. Il che vuol dire semplificare oltre ogni misura il percorso per arrivare poi ad avere che cosa? Il laureato. Ma che cosa farà questo laureato poi? Il laureato che si laurea superando gli esami, compilando dei questionari e apponendo delle crocette, che tipo di laureato sarà? Che cosa potrò mai affidargli? Io ricordo di un colloquio che sostenni molti anni fa, ero giovane, per una candidatura presentata all'ENIA, e ricordo che ci fu un giovane ingegnere che non era stato preso, non aveva passato la prima fase e scaturì, si arrabbiò parecchio perché un suo collega era stato selezionato. Non che ci fosse invidia o risentimento nei confronti del collega, ma lui vantava appunto un percorso universitario straordinario, 110 lode con bacio accademico, eccetera, eccetera. E siccome era andato in escandescenze, venne fuori l'ingegnere aeronautico che presiedeva la commissione di selezione e disse: guardi, nessuno mette in dubbio che lei sia una persona con un curriculum brillantissimo. Il problema è che a noi serve non un laureato in ingegneria aeronautica, ma ci serve un ingegnere aeronautico. Il suo collega lo è come mentalità, lei no. Questo tradotto nell'oggi porta che cosa? Che l'imprenditore che allo stato attuale ha bisogno di affrontare quelle che sono delle problematiche di competitività, ha bisogno di affrontare delle problematiche di tipo cognitivo quando ci troviamo in presenza di un parterre nel quale selezionare le persone che dovranno lavorare per lui, evidentemente si trova in difficoltà e che cosa fa? A cosa si rivolge? Beh, evidentemente l'intelligenza artificiale fa il caso suo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non è qualcosa che noi abbiamo progettato,
Noi abbiamo semplicemente realizzato un qualcosa che è in grado di apprendere e sviluppare anche tutta una serie di simulazioni. Ci metto un punto di domanda perché non sappiamo neanche valutare se si tratta di simulazioni o di un vero e proprio pensiero, che però risulta essere logico. È in grado di questo sistema di acquisire informazioni, di elaborarle, di confrontarle, eccetera, eccetera, e di acquisire piano piano quell'esperienza grazie all'addestramento a cui viene sottoposto il sistema, acquisire, diciamo, tutte quelle metodologie che gli permettono poi di essere funzionale. In cosa? Beh, dalla gestione di un sistema produttivo, alla gestione di un impianto, alla programmazione anche alla pianificazione di una strategia di difesa in un ambito legale, eccetera, eccetera. E quindi praticamente che cosa fa l'intelligenza artificiale? Di fatto va a sostituire, consente di sostituire che cosa? Personale umano, evitando tutta quella serie di problemi che sono legati appunto alle difficoltà di cui parlavo prima, legate che discendono direttamente dall'analfabetismo funzionale, ma portando avanti qualcosa anche di più, cioè togliendo forza contrattuale a migliaia, milioni, centinaia di milioni di persone nel mondo, che non saranno più necessarie, perché tutti i lavori di basso o medio profilo potranno essere via via sostituiti da questi dispositivi, che ovviamente necessiteranno di tutta una serie di persone in grado di progettare, programmare, addestrare, manutendere, installare, eccetera, eccetera. Questi sistemi però evidentemente in numero non pari a quello delle persone che perderanno i lavori di medio-basso profilo, che possiamo definire così da livello di operaio o impiegatizi, perché evidentemente per gestire un sistema controllato dalla intelligenza artificiale servono molte meno persone e con un grado cognitivo medio-alto. Possiamo dire, professore, faccio un po', uso un po' un linguaggio un po' da romanzo se vogliamo, possiamo dire che però, e non da oggi, è in corso una sorta di plebizzazione delle masse, cioè fare in modo che l'abilità individuale sia sempre meno importante o sia sempre più evoluta, no? Sempre meno avranno le grandi abilità necessarie. Chi ha un'abilità, tra virgolette, normale, grazie a quell'abilità aveva potere d'acquisto come artigiano, come operaio, eccetera, queste persone sono destinate, forse perché costano troppo, anche in termini di welfare, sono destinate, mi sembra, a essere spazzate via e si va incontro sempre di più quasi a una società dei servizi, dove naturalmente il potere d'acquisto del lavoratore è men che zero. Basta vedere i ragazzi, non solo ragazzi, quelli che portano il cibo, come vengono i Pony Express, basta vedere come sono trattati. Esatto, perché la questione è proprio questa. E il problema non è il vero problema non è quello di fermare lo sviluppo, ma di rendersi conto che non si può più barare sui numeri. Per esempio, quando si parla di analfabetismo funzionale, in quelli che sono gli studi fatti dall'Ocse, fatti da altri istituti internazionali che si occupano di questo, diciamo, vengono stilate vengono sottoposti dei test a persone selezionate in fascia di età tra i 16 e i 65 anni e sulla base delle risposte vengono assegnati dei punteggi, cioè una graduatoria. Attualmente si considera come analfabeta funzionale la persona che non supera il secondo livello, ma in una società nella quale l'intelligenza artificiale risulta essere un elemento importante, quel livello deve essere spostato al terzo. Chi non supera il terzo, e per un paese come l'Italia, ma non solo per l'Italia, diciamo si raggiunge qualcosa come il 75%, il che vuol dire automaticamente fare che cosa? Tagliare fuori tutta una massa di persone
che poi tra l'altro bisognerà vedere come mettere nelle condizioni di fare cosa, di poter sopravvivere, perché quello che l'intelligenza artificiale, questa rivoluzione ha di diverso rispetto a quanto è successo in precedenza, sono le tempistiche. Una volta, quando è stata introdotta per esempio la macchina a vapore, certo, poi il carrettiere, il trasporto fatto con l'ausilio di animali, eccetera, eccetera, è tramontato, si sono sostituiti i treni, si sono sostituiti i camion, ma questo ha richiesto decenni. Qui parliamo di qualcosa che promette di introdurre questi cambiamenti nell'arco di 15-20 anni. 15-20 anni su una speranza di vita media che è pari o superiore agli 80 anni è evidentemente un disastro. Soprattutto, scusami, Silverio, prego. professore, c'è questo punto, ascoltandoti anche nel tuo articolo, mi sono dimenticato, su OCS.report lo trovate, gratis per giunta, e io ho questo dubbio che potremmo essere analfabeti funzionali a nostra insaputa. Magari io parlo, credo, guarda, lavoro con le parole, eccetera, poi seguendo quello che hai appena detto, attenzione che è un problema che potrebbe toccarci da vicino. Esatto, questa è la cosa più grave. Il grosso problema è esattamente questo, che la persona che è affetta da una problematica di questo genere spesso e volentieri non se ne rende conto. Non se ne rende conto, è convinto, anche perché poi magari certe posizioni assunte, certi atteggiamenti, certe scelte sono condivise, conferisce la bontà della sua affermazione, della sua opinione, della sua scelta al numero di persone che condividono questo modus operandi, questo modo di pensare, il che praticamente ci mette in un tunnel dal quale ci può far uscire soltanto una politica avveduta. Il problema è che i primi a non aver colto questo aspetto sono proprio i politici. Cioè non sono loro per primi in grado, spesso e volentieri, e questo è un problema che per esempio incontra chi fa il lavoro che faccio io, cioè trovare degli interlocutori. Tu puoi fare degli studi, puoi fare delle analisi, puoi fare tutto quello che vuoi, ma il problema vero in ambito politico è trovare l'interlocutore, cioè quello che ha gli elementi per anche confutare ciò che stai sostenendo, dicendo, affermando, ma facendo questo a partire da una conoscenza effettiva del problema. Quindi basta scorrere quelli che sono i discorsi che mediamente vengono fatti appunto da questi personaggi, da questi politici sull'intelligenza artificiale per rendersi conto che l'uso della parola ce l'hanno in molti casi anche straordinario e perfetto, però il contenuto qual è? Luoghi comuni, usano espressioni che sono più o meno altisonanti, però concretamente nessuno gli chiede, e qui il problema, nessuno gli chiede, ma l'intelligenza artificiale che cos'è? E io dubito che ci siano parecchie persone, molte persone, in grado negli ambiti decisionali di dare una risposta effettiva. E quindi diciamo questo progetto che parte dalla Silicon Valley è qualcosa che procede surrettiziamente. Il fatto che Trump sia arrivato al governo è un accidente, una battuta d'arresto, e colpisce una cosa per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma non per parlare male degli Stati Uniti, anzi loro sono avanti rispetto a noi per tante cose, rispetto all'Europa di 20-30 anni molte volte. La cosa di cui non ci si è resi conto, perché appunto tutte le notizie, le informazioni arrivano e fluiscono come l'acqua di un torrente, è che nell'establishment di Trump è entrato Elon Musk, che guarda caso è stato sistematicamente il braccio destro di Peter Thiel. Ora, perché Trump sta nell'establishment di Trump? Elon Musk sta nell'establishment di Trump. Tutto sommato pone l'accento, porta un certo tipo di discorso all'interno di questo apparato, nuovo apparato politico,
che è nato sull'onda di che cosa? Sull'onda di quel tipo di propaganda politica, su quel tipo di appeal che descrive, che fa presa esattamente sui personaggi di cui ha parlato Amiel oltre un secolo fa. Professore, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Sono le 14:01. Ti ringrazio Silverio Allocca. Potete leggere il suo articolo su ocs.report online. Grazie ancora Silverio Allocca e a risentirci presto. A risentirci, grazie a voi, buona giornata. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il Parlamento ci sta tutti i vecchi a dove via Cattoi Vanessa Cattoi e stia. Dura troppo, ma vanno, cioè questa dura tipo 18 minuti, questa vanno di meno. Scusa, Cattoi, no, la canzone sono 6 minuti tipo. La Vanessa poi tagliamo. Ok. Ascolti, mi piace perché magari senti che sono una pausa di giù. Facciamo la canzone. Sì, lo sto facendo per su Play su YouTube. Intanto sta una canzone.
Lasciamo queste suggestioni nipponiche, esotiche, Yun Miyake, la bossa nova, e andiamo nel qui Parlamento, grazie al nostro Lorenzo il Magnifico. Adesso ascolteremo insieme Vanessa Cattoi, poi di nuovo una parentesi musicale con Yun Miyake e poi segui la Lega. E alle 14.35 insieme a Francesca Musacchio, che è il direttore di OCS.report, per parlare dei 10 anni dalla strage di Charlie Hebdo e della situazione complessiva per quanto riguarda la sicurezza rispetto al terrorismo islamico, come la stiamo vivendo. La parola alla regia, come suol dirsi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Vede, io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e mi lasci per il suo tramite cercare di dare qualche risposta, ma soprattutto un'operazione verità rispetto a un sacco di bugie che io ho dovuto ascoltare in questa ora di discussione generale. E innanzitutto partiamo da dei dati che non vengono dati da questo governo ma che vengono certificati da Istat. Sì, è vero. Lo confermiamo anche noi, è vero, l'ultimo trimestre registra un calo della crescita e questo dato lo confermiamo e lo diciamo anche noi, però sappiamo benissimo che l'Italia è inserita all'interno di un contesto sia europeo sia internazionale, dove noi abbiamo da considerare anche gli effetti diretti e indiretti che questi incidono sulle politiche economiche di sviluppo del nostro paese. E vede Presidente, dico questo perché? Innanzitutto perché vorrei ricordare che sì, è vero, c'è stato un calo nella produzione e i colleghi che chiedono soprattutto un sostegno nei confronti del mercato dell'automotive, perché diciamo che soprattutto la crisi e quindi il calo dell'export italiano pesa soprattutto a causa della recessione, della stagnazione della Germania, che ha inciso negativamente per circa 3,1 miliardi di euro sull'export italiano, e i dati ci confermano anche quanto all'interno di questi meno 3,1 miliardi che noi abbiamo di export nei confronti della Germania, il settore e l'ambito di competenza primario che è pesato di più è quello dell'automotive. Bene, io vorrei chiedere a tutti i colleghi di centrosinistra dove erano in Europa quando si doveva votare contro le norme capestro, contro l'automotive, che si sapeva benissimo che questo approccio ideologico spinto nei confronti del mercato dell'elettrico avrebbe portato a queste conseguenze. Ma chi l'ha determinato questa spinta verso il mercato elettrico, andando a distruggere il mercato endotermico sul quale si basa fortemente tutta l'industria europea, soprattutto quella italiana che lavora direttamente e indirettamente all'interno di questo ambito? Dove erano all'interno dei tavoli europei? La Lega c'era e si è sempre opposta a questo approccio ideologico e si era anche opposta a andare contro le scelte che erano trainate soprattutto da un paese come la Germania, il cui settore automotive aveva già accertato e siglato contratti bilionari per l'approvvigionamento delle batterie, e poi non ci si venga a dire che le politiche europee sono dettate solo da un approccio green, no, da un'ideologia green dettata da un paese specifico, e queste sono le conseguenze che anche noi Italia subiamo sulla registrazione della riduzione della nostra crescita. Però vorrei portare anche un dato positivo, Presidente, perché vede, è la prima volta che accade a livello mondiale che l'Italia si stia gareggiando al pari del Giappone e della Corea del Sud per accaparrarsi il quarto posto a livello mondiale in termini di miglior export. Quindi tutti i colleghi che mi dicono che noi e questo governo non stiamo intervenendo per sostenere la produzione anche nell'ambito industriale dice il falso, perché altrimenti non avremmo la possibilità di raggiungere questi dati che non vengono certificati né dal governo di centrodestra né da noi parlamentari del gruppo della Lega, ma che vengono certificati da enti preposti. E da questo vorrei partire per entrare nel merito delle misure che sono state inserite. 4 i temi che io andrò a toccare, perché per sostenere il lavoro noi dobbiamo sostenere le imprese, e l'ha già detto anche la collega Giorgiani quando mi ha preceduto nell'intervento: imprese, lavoratori, famiglie, sostegno alla natalità, e poi mi lascerà finire e concludere con un passaggio sul tema della sanità per fare chiarezza anche su questo. Allora, partendo dal termine del sostegno alle imprese, come ho già
detto noi ci inseriamo in un contesto europeo dove il governo prende atto che nell'ultimo trimestre siamo in difficoltà, infatti all'interno della manovra inseriamo l'IRES premiale. Che cos'è l'IRES premiale? Battiamo l'aliquota IRES di 4 punti percentuali in favore di quelle aziende che decidono di reinvestire l'80% del loro utile all'interno degli investimenti nei nuovi macchinari in favore delle aziende, piuttosto che nelle assunzioni di contratti a tempo indeterminato, piuttosto che il sostegno delle politiche welfare o dei corsi o della formazione dei propri dipendenti. Siamo intervenuti anche con il finanziamento di 900 milioni di euro fino al 2029 della nuova Sabatini per cercare di facilitare l'accesso al credito, soprattutto delle micro e piccole imprese. Abbiamo rivisto l'industria 5.0, una norma che ci viene imposta anche qua da Bruxelles e che di fatto non ha accolto le esigenze delle aziende. Infatti noi l'abbiamo rimodulata, l'abbiamo modificata perché possa essere maggiormente attrattiva soprattutto per le piccole aziende, andando a togliere tanta burocrazia che era inserita e era imposta anche qua dall'Europa, cercando di semplificare, perché sarà dato praticamente per conseguito, senza dover fare dei calcoli astrusi come in precedenza, il risparmio energetico, che quindi permetterà di accedere anche a questa forma di finanziamento. Abbiamo implementato il fondo di garanzia delle PMI, soprattutto cercandolo di estendere anche alle aziende che hanno meno di 250 dipendenti. Siamo intervenuti in favore degli artigiani e dei commercianti con 2 interventi puntuali e mirati. Il primo, quello di velocizzare i pagamenti elettronici. Il secondo, molto importante, è quello della riduzione del 50% dei contributi dovuti per chi decide di iscriversi per la prima volta nel 2025 nella gestione degli artigiani e dei commercianti, optando così per la riduzione del 50% per i primi 36 mesi. Anche questo è un aiuto concreto che andrà a favore di circa 19.000 artigiani e di circa 25.000 commercianti. Per quanto riguarda poi i dati che vengono certificati da Istat, a me, vede Presidente, spiace veramente smentire i colleghi che dicono che i dati soprattutto sull'occupazione non sono dei dati veri, perché allora smentiscono la certificazione Istat, ultima quella del 2 dicembre, che ci attesta cosa? Ci attesta che l'Italia a livello soprattutto di disoccupazione siamo a dei livelli bassissimi, perché non è vero che siamo sopra il livello alla media europea, è la prima volta che l'Italia è al di sotto della media europea, perché se la disoccupazione media in Europa ad oggi si attesta al 5,9%, l'Italia è il 5,8% certificato da Istat. È la prima volta, quindi tripleta di risultati positivi certificati. Secondo risultato, è la prima volta che abbiamo aumentato il tasso di occupazione, siamo arrivati al 62,5%, si può fare di più, ma certo che si può fare di più, però intanto è già un primo importante risultato. I giovani non sono neanche stati citati, anche lì abbiamo dei risultati certificati che ci dicono come la disoccupazione giovanile, anche questo sia in calo, siamo arrivati al 17,7% in ascesa certificata anche questa da Istat. E l'occupazione femminile, anche qua ho sentito, abbiamo rotto il tetto di cristallo sull'occupazione femminile, perché siamo arrivati a superare la soglia dei 10 milioni di donne lavoratrici occupate, e questo sì può dare fastidio, perché solitamente le politiche legate al welfare e all'assistenza sociale erano temi di sinistra, e invece il governo di centrodestra sta aiutando proprio quelle fasce più deboli che erano state dimenticate dai governi di centro-sinistra. E spiace dirlo, perché anche Maurizio Landini aveva sempre detto che qualora si fosse resa strutturale e quindi in favore dei lavoratori il taglio del cuneo e soprattutto anche l'accorpamento delle aliquote IRPEF e la riduzione che qui della pressione sull'IRPEF, avrebbe dato un plauso alla maggioranza. C'era stato detto che noi facevamo politiche a spot, perché nelle precedenti manovre non era stato reso strutturale. In questa manovra noi lo rendiamo strutturale. Abbiamo impegnati 18 miliardi di euro, quindi molto più della metà della manovra, solo per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, che andrà a favorire soprattutto le fasce di reddito medio-basso, e anche l'accorpamento delle 3 aliquote IRPEF e soprattutto della riduzione di quella più bassa ci permette anche qua di dare un ulteriore sostegno strutturato e strutturale alle fasce di reddito medio-basse. E chi dice il contrario mente, soprattutto perché siamo riusciti anche ad inserire in modo strutturale dei provvedimenti importanti a sostegno della famiglia e della natalità, altro tema molto importante che sta a cuore soprattutto
anche al ministro Giorgetti, che ha voluto intervenire anche all'interno di questa manovra dando dei segnali forti in tal senso. Ed ecco che per sostenere la natalità e per cercare di andare contro quello che è un inverno demografico ormai certificato, siamo intervenuti anche all'interno di questa manovra con il potenziamento dell'assegno unico universale. L'abbiamo tolto dai calcoli dell'ISEE proprio per cercare di dare anche qua un messaggio e un riscontro economico importante a sostegno delle famiglie con figli. Abbiamo fatto diventare strutturale il bonus per gli asili nido fino a 3.600 euro, anche qua una misura non a spot ma strutturale che si ritrova all'interno della finanziaria. Abbiamo inserito per il 2025 un assegno una tantum per i nuovi nati. I congedi parentali sono stati aumentati, abbiamo inserito per le famiglie anche qua dei bonus specifici, bonus elettrodomestici, il bonus per l'acquisto di mobili, abbiamo potenziato e rifinanziato la carta dedicata a te. Io ho ascoltato la collega Gadda, non è vero che non è stata utilizzata, perché circa 1,5 milioni di carte sono state consegnate ad altrettante famiglie colpite dal caro carrello, e questo è un segnale importante, perché non solo con questo noi diamo una mano alle famiglie più deboli, abbiamo anche un fondo per sostenere le famiglie in difficoltà economica per pagare gli affitti, un fondo di 30 milioni di euro in 2 anni. Abbiamo inserito anche la cosiddetta dote famiglia. In cosa consiste? Un altro fondo per sostenere le attività sportive e ricreative extrascolastiche per i bambini dai 6 ai 14 anni, per le famiglie che sono in maggiore difficoltà economica. Questo è il sostegno che dà il governo di centrodestra alle famiglie in difficoltà. E ancora siamo intervenuti sul fondo garanzia per la prima casa, anche qua sempre pensando ai giovani. E quindi ecco che con tutte queste misure, e ne avrei altre da citare ma non voglio rubare spazio agli altri colleghi, noi siamo intervenuti all'interno di questi 4 ambiti: imprese, lavoro, famiglia, natalità, perché riteniamo che siano queste le leve giuste sulle quali noi possiamo andare avanti per sostenere la nostra economia e soprattutto per dare garanzia che ci sia la sostenibilità economica delle scelte future che, vorrei ricordare, sono state fortemente limitate da delle scelte politiche passate che non dipendono da questo governo, perché se adesso noi abbiamo un vincolo pari a 40 miliardi di euro sul 25 fino al 27 causato dal bonus, dal super bonus del 110, e in più abbiamo anche il vincolo dei 12 miliardi di euro. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche secondo sintassi, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare da e su questo sito? Intanto c'è il calendario delle feste. È vero che siamo appena usciti dall'Epifania, che tutte le feste si porta via, ma insomma ogni tanto folleggiare non fa male. Poi abbiamo la possibilità di iscriversi. È molto facile, molto semplice. Iscriviti anche tu nelle piazze in rete. Da questo sito è facile, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma come raccomando sempre io, se di mezzo ci sono le poste italiane, mi raccomando, ampi, profondi, calorosi, insinuanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto di l'atto di autodeterminazione civica è il 2 per 1000. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. D come il numero D come Domodossola, chiedo scusa, D di Domodossola. Poi 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Questo nel 2 per 1000. Sono soldi che lo Stato, sono soldi dello Stato, noi non ci parliamo nulla, non sono soldi nostri quelli lì. Però possiamo dire allo Stato spendili in quella direzione, almeno quello possiamo farlo. E vediamo se ci sono le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, e andiamo a venerdì 10 con il sottosegretario all'economia al lavoro Claudio Durigon alle 17:15, venerdì 10, Sky TG24, la rubrica Economia. Tiziana Nisini invece sabato in un'ora nel cuore della notte, per chi vi parla, ora antelucana, alle 7 del mattino, Tiziana Nisini, Rai 2. E poi abbiamo direi che è l'ultimo appuntamento, pertanto possiamo chiudere con Segui la Lega, togliamo la condivisione, vi do anche l'aggiornamento, la notizia di oggi è la scomparsa dell'antico leader del Front, si chiamava Front National, Jean-Marie Le Pen, 96 anni, padre anche di Marine Le Pen. Allora, intervallo e poi andiamo a parlare della situazione islamica con Francesca Musacchio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi il Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale.
Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ve l'ho detto, la notizia del giorno è la scomparsa di Jean-Marie Le Pen, per cui passa un po' in secondo piano, ma è una notizia che tiene banco. Le dimissioni di Belloni dal guida, diciamo, dei vertici dei servizi segreti del DIS, non ne potevo più, ha detto. Se ancora non l'avete fatto, sul Tempo trovate l'articolo di Francesca Musacchio, ma noi non parleremo di Belloni, però parleremo di intelligence in funzione sicurezza, cioè il problema terrorismo islamico, anche perché oggi non era stato preparato. Quando ho chiesto a Francesca non avevo ancora fatto i genetriaci, non avevo visto i genetriaci, oggi sono 10 anni dalla strage di Charlie Hebdo, e quindi il problema sicurezza nei confronti del terrorismo islamico è un problema che ha ormai in questi anni diversi episodi sanguinosi, anche in questi giorni i fatti di Magdeburgo, i fatti della Louisiana, e guarda caso c'è un giubileo che potremmo così dire, giocando con le parole, forzando le parole, nel nome di Allah, sta di fatto però che il giubileo è iniziato blindato.
Di tutto questo trovate resiconto sia in OCS.report, di cui Francesca è direttore, e sia nel Tempo, dove scrive. Francesca Musacchio, bentornata, grazie per essere qui con noi. Grazie, bentrovati a voi, auguri a tutti di buon anno, anche se siamo già al 7 di gennaio, però va bene lo stesso, no? Si può fare. Assolutamente, anche perché dopo un 2024 come quello, qualche augurio ci vuole. Francesca, Sì. l'augurio è anche di sicurezza, però tu è un punto sul quale sempre non hai mai fatto sconti. Hai sempre sottolineato la pericolosità dei lupi solitari, e abbiamo visto i fatti anche di Magdeburgo e anche della Louisiana sono rischi. Allora, ti do la parola per un resoconto complessivo del fattore sicurezza relativamente al pericolo dell'estremismo islamico, no? Ripeto, non è la religione islamica un problema, è l'estremismo, però c'è anche il problema della relativizzazione culturale dell'Occidente che, come diceva Pin Fortuyn, permette, diciamo, agli immigrati di stravolgere le regole in nome appunto del relativismo, e questo sta provocando guasti. A te la parola, Francesca. Sì, diciamo che oggi è una giornata particolare perché ricorre l'anniversario della strage del Charlie Hebdo e la Francia, oltre diciamo alle celebrazioni e al ricordo di quei terribili eventi, ha comunque lanciato attraverso il ministro dell'interno il rischio e l'allarme sul fatto che il rischio terrorismo è ancora altissimo. E questo vale per la Francia, vale per l'Italia, vale per tutta l'Europa, vale per gli Stati Uniti, vale per tutto l'Occidente, che in qualche modo si trova ancora a distanza di 10 anni da quello che è accaduto in Francia, ma a distanza di 20 anni e più da quello che è accaduto negli Stati Uniti, a combattere sempre contro lo stesso, nemico. Allora la domanda nasce spontanea e probabilmente non abbiamo capito qualcosa, probabilmente non abbiamo usato le strategie giuste per combattere questo fenomeno, perché se a distanza di anni continuiamo ad avere gli stessi problemi, c'è qualcosa che non va, abbiamo sbagliato da qualche parte, e dove probabilmente nell'incapacità di guardare con gli occhi e con le lenti, o meglio, l'errore sta nel fatto di continuare a guardare quel mondo con i nostri occhi, con le nostre lenti. E questo è il grande errore. E il fatto di avere dei problemi di sicurezza in Italia deriva esattamente da questo. Non riusciamo a capire che per quel mondo le nostre regole, la nostra democrazia, i processi, l'accoglienza, mettici tutto, non valgono niente, per loro non valgono nulla, perché il loro modo di pensare è diametralmente opposto al nostro. Quindi noi oggi ci troviamo nella situazione in cui in Italia è partito il Giubileo e il giorno di Natale credo che sia stata aperta la prima Porta Santa, con un sistema di sicurezza e un'allerta massimo. Notizie di queste ore praticamente che a Roma non si può parlare di zone rosse, non vogliono che si parli di zone rosse, ma ci sarà un sistema di sicurezza allargato e ampliato anche nelle aree dove, nelle aree del Vaticano, nelle aree religiose dove fino ad ora è stato previsto fino ad ora, anche in altri quartieri dove potrebbero transitare e arrivare i turisti, quindi anche intorno alle stazioni, non soltanto Termini ma anche altre stazioni ferroviarie. Insomma, sarà un anno che vivremo così, in questa forma di blindatura, nella paura che possa accadere qualcosa, perché ad oggi, e i fatti di Magdeburgo e di New Orleans lo dimostrano, i lupi solitari sono difficilissimi da intercettare. E ti dirò di più. Tu direi, vabbè, ma queste cose sono successe in Germania, negli Stati Uniti, noi
in Italia siamo come se fossimo immuni, no? E c'è qualcuno che dice, vabbè, lo stellone italiano che continua a creare, diciamo, questa sorta di immunità. Beh, io avrei seri dubbi a riguardo, anche perché non più tardi di qualche giorno fa, e guarda, voglio ritrovare esattamente, se lo trovo, il comunicato stampa di un caso di cronaca, tra l'altro, accaduto a Rimini, sì, a Verrucchio, se non sbaglio, adesso non vorrei sbagliare il nome di questa località. Comunque i carabinieri fanno le loro indagini. La notte del 31 dicembre accade che, insomma, un egiziano ha ferito, era armato di coltello, ha ferito 4 persone che si trovavano in questo posto per trascorrere il Capodanno. Benissimo, la cosa viene momentaneamente archiviata così, anche se ne viene fuori una grande polemica, perché il comandante della sezione dei carabinieri ha sparato e ha ucciso questo egiziano. Quindi tutta la polemica si sposta su questa, diciamo, sul fatto che il carabiniere ha ucciso questo egiziano. Se non che a un certo punto, il 3 di gennaio, arriva un comunicato stampa dei carabinieri nel quale viene fatto il resoconto di quello che era successo, delle indagini, eccetera, eccetera, e a un certo punto si legge: è emerso che il 23enne, prima di dirigersi armato di coltello verso il comandante, ha pronunciato una professione di fede islamica. Vuol dire che avrà detto Allah Akbar. Questa roba qui però non mi pare che ha avuto, rilevanza, giusto? Sbaglio qualcuno, sicuramente sbaglio, probabilmente io non ho, trovato giornali. È quello che trovavo, no, Francesca? Perché io sono rimasto, guarda, non la metterò mai sul piano religioso, ho il massimo rispetto Ma no, non perché, è e questo tu stesso me lo testimoni con i tuoi studi, i tuoi libri, quindi massimo rispetto. Chiaramente però ci sono delle regole da seguire per una convivenza pacifica e proficua. Io sono rimasto esterrefatto nel vedere la randevolezza dopo una strage, per chi ha la mia età, e mi ricordo che riuscivo a procurarmi da ragazzo qualcosa, perché a scuola facevo francese, quindi ogni tanto arrivava, quella volta c'era anche Le Canard d'Enchaîné e poi c'era Charlie Hebdo. Cioè l'idea che sia successa una cosa del genere a un giornale satirico mi ha devastato, insomma, incredulo a dir poco. Eppure ho continuato a sentire fin da subito, nessuno ha fatto obiezione: Islam religione di pace. Io non voglio che si dica Islam religione del male, perché potrei ricordare le stragi in nome dei cattolici e dei protestanti. Però non è questa la risposta che mi aspetto. Io mi aspettavo risposte: non daremo tregua a chi ha i colpevoli, cioè, perché dovete specificare Islam? Noi vogliamo i colpevoli, e non c'è stato questa manifestazione di intenti, quasi la paura di offendere qualcuno. E dopo 10 anni, Francesca, non trovo. Poi ci sono i fatti di Gaza che aggravano tutto, per carità, cioè ci sono anche i fatti del 7 ottobre, a dire la verità, che dovrebbero aggravare anche quelli, no? Perché si guarda sempre verso i propal. Però perché da lì tutto è iniziato, tra l'altro. Ecco, vedo un deterioramento magari meno vistoso di quanto non temessi, non pensassi 10 anni fa, ma continuo sempre un po' alla volta il nostro tessuto sociale, come lo disegnava, come denunciava Pin Fortuyn negli anni 90. Mi sembra che ci stiamo progressivamente davvero autodemolendo. Non so se è troppo pessimista,
No, ma è condivisibile, anch'io la penso come te anche perché poi, ripeto, in questi anni, in tutti questi anni, 10 anni dal Charlie Hebdo, ma dalle Torri Gemelle sono passati molto più di 10 anni e in questi anni, anzi, ci sono stati elementi anche più gravi della rendevolezza, perché a un certo punto, dopo Charlie Hebdo, è come se c'è stato un periodo di tregua. Poi questo problema è come se si fosse dimenticato, perché poi l'ISIS in Siria apparentemente sconfitto e quindi i problemi sono risolti, ma nel frattempo accadevano altre cose. Nel frattempo accadeva che l'ISIS, sconfitto militarmente in Siria e Iraq, comunque non è morto. Nei campi profughi, insomma non so se chiamarli profughi, comunque nei campi che attualmente si trovano tra Siria e Iraq, che sono gestiti dai curdi e sono pieni di militanti dell'ISIS, uomini, donne e bambini nati lì, alcuni nati prima della creazione di questi campi, di queste prigioni, che sono delle prigioni, non sono dei campi profughi, ho sbagliato, sono delle vere e proprie prigioni dove sono detenuti sotto la custodia dei curdi, a cui abbiamo affidato questo compito, anche se poi sono stati quelli che la coalizione internazionale ha aiutato, loro hanno combattuto per noi l'ISIS, salvo poi adesso lasciarli in mano probabilmente della Turchia, che li sterminerà, perché questo è il senso. Però loro oggi per conto nostro stanno facendo le guardie carcerarie di questa gente qui che sta lì, e noi non sappiamo con il nuovo governo siriano che fine farà questa gente. Verranno liberati, scapperanno, i curdi verranno decimati perché la Turchia vuole questo, nonostante hanno combattuto per noi l'ISIS, e quindi poi questa gente qui chi la conterrà, chi la controllerà, dove andranno? Molti hanno i passaporti europei e molti paesi europei non li hanno voluti, non hanno voluto riprenderli, e stanno lì, donne, uomini e bambini, tutti appartenenti all'ISIS, miliziani dell'ISIS, uomini e donne. C'è qualcuno che pare si sia pentito, ma poi il grosso sta lì e vive questa prigionia come il martirio della sua fede. Di questa roba qui non ci siamo più occupati. Come non ci siamo occupati di chi arriva illegalmente in Europa e può diventare chi arriva, ma anche quelli che stanno qui da parecchio tempo possono diventare lupi solitari. A Magdeburgo e a New Orleans erano assolutamente due insospettabili che hanno agito esattamente come hanno agito gli attentatori prima di loro, quelli che hanno usato una macchina, un camion per sdraiare centinaia di decine di persone per strada. Esattamente questo, però noi continuiamo a vivere in questo mondo dei sogni, continuiamo a parlare di integrazione, continuiamo a parlare di lì effettivamente l'integrazione di questi due personaggi, sia Magdeburgo che New Orleans, è fallita. Come è fallita l'integrazione in Francia? La Francia continua ad avere grandissimi problemi, perché tra l'altro il più grande problema della Francia non è soltanto la presenza di immigrati di fede islamica. Il grande problema è che molti di questi, soprattutto le seconde e terze generazioni, hanno il passaporto, la cittadinanza francese, perché lì vige lo ius soli, e quindi non hanno il passaporto dei genitori, non hanno la cittadinanza dei genitori, sono cittadini francesi perché sono nati in Francia, e non hanno la possibilità ovviamente di esperlerli, di rimandarli da un'altra parte. Quindi loro hanno un problema ancora più grave, e il problema grave è le diramazioni, le conseguenze di questi problemi, di questo problema, è anche il fatto che hanno delle periferie
e non solo delle periferie, anche delle zone della Francia dove in realtà vige la Sharia. È cronaca degli ultimi anni dei professori, dei maestri uccisi perché proponevano argomenti che non erano in linea con gli insegnamenti, i dettami della Sharia, e sono stati uccisi da genitori o comunque persone che invece non accettavano che i propri figli avessero a scuola questo tipo di insegnamenti. Questa è la situazione della Francia. Ecco, Francesca, stupisce anche il caso, andiamo anche c'è il massacro di New Orleans, Shamsuddin Jabbar. Al contrario, se posso dirlo, non voglio contraddirti, ma lui sarebbe l'esempio, apparentemente era l'esempio dell'integrazione, era un militare, quindi cos'era? Addirittura un marine, no, forse militare, Sì. comunque massimo dell'integrazione. E volevo chiederti quali Evidentemente qualcosa non ha sono funzionato in quell'integrazione, probabilmente. ma cosa succede? Cioè, quali sono, diciamo, gli strumenti che vengono usati in modo surrettizio, chiaro, per coltivare, per convincere, per suggestionare queste persone, per far emergere questo germe della violenza, anche appunto in chi pensi sia all'opposto? Ma guarda, per quello che riguarda in questo ultimo anno, da quando è scoppiata la guerra a Gaza, quello è stato un elemento su cui la propaganda dell'Islam radicale ha lavorato tantissimo. A ISIS fondamentalmente mancava una motivazione per riprendere, diciamo, per fomentare, per riprendere il racconto epico, tra virgolette, tra molte virgolette, il racconto epico dell'Islam che conquista il mondo, degli infedeli che verranno uccisi. E la guerra a Gaza ha offerto, a questo tipo di narrazione un ottimo argomento per la propaganda, perché adesso bisogna uccidere gli infedeli, bisogna colpire gli infedeli perché sono sionisti, perché appoggiano Israele, perché stanno permettendo la strage a Gaza, e a Gaza ci sono musulmani. Quindi questa narrazione è esattamente quello che serviva a ISIS e a tutti i gruppi, radicali in questo senso, per riprendere la propaganda e fomentare chi in qualche modo aderisce, ma anche se non aderisce esattamente all'Islam radicale, però questo è un argomento che scuote le coscienze del mondo arabo in generale, e quindi hanno trovato un ottimo argomento, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi la rivendicazione della libertà in Palestina, della rivendicazione di dover in qualche modo combattere gli infedeli che stanno uccidendo i propri fratelli, ecco fatto che hai uno straordinario strumento per riprendere in mano anche chi non ha vissuto, tra virgolette, le gesta di ISIS quando ha creato il califfato, ha ricreato il califfato tra Siria e Iraq anni fa. Anche chi non ha vissuto quelle gesta perché magari era troppo piccolo, oggi però si può identificare in un nuovo messaggio di propaganda, in una nuova battaglia per sconfiggere gli infedeli, che saremmo tutti quelli che non sono musulmani. E questo è direi che anche questo relativismo, ne abbiamo parlato tante volte, ci voglio tornare. Il pericolo dei lupi solitari, magari in Italia qualcuno può pensare funziona ancora l'Odomoro, questo non lo so, e comunque vorrebbe dire affidarsi un po' al caso. C'è un altro punto invece, magari io che sono più laico, no, non me ne sono dimenticato, però abbiamo visto tornare qualcosa, Francesca, io sono più anziano di te, che non pensavo di vedere, il ritorno dell'antisemitismo impunito, siccome adesso ha
diciamo arriva da una... Allora, l'antisemitismo c'è a destra come a sinistra, non facciamo Ma dei giri di certo, ma cambio. è chiaro, Però assolutamente. adesso per la prima volta, non l'avevo mai visto, sapevo che c'era, non sono così ingenuo, ma arriva apertamente da sinistra, quindi è stato quasi sdoganato. E ci sono occidentali che scendono in piazza pro Pal dopo il 7 ottobre, invece pro Pax direi, no pro Pal, e invece no, pro Pal, e addirittura discriminano, non possono parlare gli scrittori, gli intellettuali israeliani, eccetera, eccetera, eccetera. Questo stavo pensando proprio che non ce ne siamo accorti, ma alla fine ci siamo trovati un mondo cambiato in funzione filo-islamica sotto i nostri occhi, perché ripeto, per la mia età, no, non sono nato negli anni 30, però comunque l'antisemitismo era un tabù invalicabile, non potevi toccare, non potevi entrare nell'antisemitismo, no, è il punto di non ritorno. Siamo entrati in pieno antisemitismo e con questo non facciamo un favore a noi stessi, a parte che non facciamo assolutamente un favore a noi stessi, facciamo un favore a certo estremismo islamico che tanto nostro amico non è, e quindi diciamo tutto quello che stiamo dicendo, che tu spieghi anche nei tuoi articoli sempre molto equilibrati, si sta realizzando, si sta manifestando anche in un aspetto che era inaspettabile. Ma guarda, allora questo è però è responsabilità della politica globale, non soltanto italiana, ma della politica globale, che ripeto si ostina a guardare questo mondo con le sue lenti, non con le lenti di questo mondo. Non si ostinano a non capire per interessi economici, politici, di posizionamenti, di poltrone, mettici tutto quello che vuoi. Si ostinano a non capire che questo tipo di mondo, se in alcune aree tipo Arabia Saudita, Emirati, ci sono spiragli che non si avvicinano assolutamente a noi, ma che in qualche modo per interessi economici aprono un po', come dire, la porta a timidissime, come dire, novità in campo dei diritti, ma sono sempre molto esistono larghissimi fronti, larghissimi territori, paesi a cui questa roba qui proprio non interessa. Abbiamo l'esempio dell'Afghanistan, dove dopo che, come dire, gloriosamente abbiamo combattuto 20 anni contro i talebani, a un certo punto lasciamo tutto ai talebani, che sono ritornati esattamente al punto dove di prima, se non peggio, ok? Perché notizia, non so se l'hai sentita, di qualche giorno fa, addirittura hanno promulgato, messo in campo insomma una legge per cui le finestre delle abitazioni che danno sulla strada devono essere murate o oscurate per evitare che le donne possano essere viste per sbaglio dall'esterno, quindi murate vive in casa. Neanche una finestra, una delle finestre dalle quali si può anche solo intravedere che c'è una donna dentro, ma non murate, oscurate e chiuse. Francesca, questa è una notizia che aprirebbe spazio a un'altra trasmissione. Purtroppo io devo chiudere, però direi che magari, visto che ci sentiamo piuttosto regolarmente, di riprendere questo tema. Molto Così. volentieri. Me l'è sfuggita, devo essere sincero. Mi sono fatto un po' di ferie. Allora, grazie a Francesca Musacchio, FCS.report e Il Tempo. A risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Grazie a Lorenzo Magnifico, saldamente sul di comando della regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.